È divampato un incendio, fortunatamente avevamo un piccolo buco creatosi per un sasso che era saltato sul vetro, quindi i vicini sopra hanno sentito l'odore del fumo, hanno avvisato i vigili del fuoco che sono arrivati e poi mi hanno chiamato a casa. È stata una nottata concitata in Galleria 4 Novembre a Vittorio Veneto, dove solo l'arrivo tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Nessun ferito, nessun problema statico, ma migliaia di libri andati letteralmente in fumo, tra gli 8 e i 10.000 volumi, tutta letteratura per l'infanzia. La titolare Vera Salton, fin dal primo mattino, ha deciso di tappezzare la vetrata con dei cartelli, come a voler tutelare quel luogo che per molti piccoli lettori deve restare di magia. Noi abbiamo scelto di far ricordare a tutti, ai bambini soprattutto, com'è la libreria, il cui cuore è quello che avete visto fino a ieri, e di preservare tutti quanti da quella che è in realtà fumo, catastrofe e una parte brutta che rovinerebbe il ricordo di tutti quanti, mentre appunto se dobbiamo trovare la meraviglia la troviamo nelle storie. L'incendio sarebbe di natura accidentale, anche se resta da capire esattamente quale sia stata la fonte di calore che ha innescato il rogo. Certa invece è la catena di solidarietà che immediatamente ha travolto Vera e la sua libreria per ragazzi. Tanti gli attestati di vicinanza, anche dei colleghi commercianti. È stato veramente un colpo, non me lo aspettavo, quando sono arrivata io non sapevo niente, sì, le sono vicino sicuramente. Sì, questa mattina insomma ci siamo un po' abbracciate per Assana, insomma, un po' vicine, più di tanto non possiamo fare, insomma. Vi siete comunque messi a disposizione? Certo, se hanno delle necessità siamo qui per il poco che possiamo fare. Speriamo di ripartire, abbiamo scelto di ripartire mettendo i manifesti che avevamo fatto poco tempo fa con quella frase di Roald Dahl che dice che la magia si trova e la meraviglia si trovano nei posti più impensati, basta guardarla, e quindi la meraviglia di oggi è la quantità di persone che ci sono solidali.